Benvenuto e bentornato in Veneto. Bentrovati tutti. Vai Fabrizio. Grazie. Grazie. L'abbraccio di Verona a Papa Francesco, che è tornato in Veneto dopo 20 giorni. Un'altra giornata storica fatta di emozioni e storie, di immagini, parole e musica che anche stavolta Antenna 3 ha raccontato in 11 intense ore di diretta, seguendo passo dopo passo le tappe ufficiali della visita del Santo Padre, assieme alle voci dei fedeli, alle emozioni delle persone giunti da ogni parte del Veneto e non solo. Un grande impegno che ha coinvolto giornalisti e tecnici e che ancora una volta è stato apprezzato dai tantissimi telespettatori che assieme a noi si sono emozionati in questa giornata. Lo vedete nel grafico degli ascolti con la linea rossa che rappresenta Antenna 3, 427.000 gli spettatori che ci hanno seguito nella giornata della visita del Papa a Verona ed il messaggio di pace lanciato dall'Arena con l'immagine simbolo di questo giorno ha toccato i cuori. Un'esperienza straordinaria che ha coinvolto con un sorriso anche i bambini incontrati dal pontefice a San Zeno. Noi ragazzi di terza media che stiamo facendo la festa del passaggio, come possiamo mantenere la fede nei momenti di difficoltà e non avere paura di fare scelte controcorrente? Bravo. Sentite una cosa, non avere paura di andare controcorrente se voi volete fare una cosa buona. Avete capito? Sì. E dobbiamo avere paura di andare controcorrente?